la questione della carenza dei medici. La soluzione proposta e trovata dal presidente della regione Zaia con l'assessore Lanzarin è quella di assumere 500 neolaureati abilitati alla professione ma non specializzati. Immediate le reazioni della categoria, chiedono un incontro a Zaia. Elisa Billato. A fronte di carenze straordinarie, è bene che si intervenga con misure straordinarie. Il sindacato dei medici CIMO accoglie positivamente la delibera regionale che prevede l'assunzione di 500 giovani medici laureati, abilitati ma non ancora specializzati, ma con delle perplessità. Noi ci troviamo a trovare dei buchi di organico di professionisti che devono essere molto qualificati, devono essere molto esperti, sia a livello di pronto soccorso che a livello di medicina o di geriatria, che sono i reparti dove i pazienti vengono accolti essenzialmente in urgenza, con polipatologie e quindi sono difficilmente trattabili. Serve quindi un medico che abbia già un buon curriculum. 320 sanitari verranno introdotti al lavoro nell'area del pronto soccorso e 180 in quella della medicina internistica, medicina generale e geriatria. Il problema è questo, è colmare i buchi in organico con persone che non hanno chiuso la loro preparazione. E che preparazione verrà posta? Una preparazione differente da quella che è fatta per i normali corsi di specializzazione. Su questo vedremo che cosa hanno in ipotesi, chi saranno gli insegnanti, chi saranno i tutor, che lavorano già in reparti sguarniti, con poco tempo a disposizione. Ci saranno quindi ulteriori problemi, prevede il sindacato dei medici, che si dice disponibile comunque ad un incontro con i vertici regionali il prima possibile. Lidi Veneti, protagonisti del prossimo